www.radioticino.org. Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova puntata in diretta in compagnia di Ore 13, puntata dedicata alla salute. Titolo di oggi lo vedete in onda ed è Donne e salute, le disfunzioni del pavimento pelvico, e c'è da dire che per molte donne questo pavimento pelvico è davvero un perfetto sconosciuto. Tuttavia però sono dei muscoli che sono molto importanti per la qualità della vita, dal momento che il loro indebolimento ha ripercussioni sul benessere fisico ma anche emotivo e psicologico di una donna. E allora oggi cercheremo di capire quali disfunzioni possono colpire questa parte del corpo molto importante. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti. Ho il piacere di avere in studio il dottor Roberto Baccichet, direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Oderzo. Ben Buongiorno trovato. a lei e alle telespettatrici. E do il benvenuto anche il dottor David Pontello, dirigente medico della stessa UOC. Ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta, dunque aspettiamo le vostre domande che poi rivolgeremo ai miei ospiti in studio. Il numero lo vedete ed è lo 0422 1626 798. Allora, io parto proprio da lei, dottor Baccichet, perché abbiamo detto questo pavimento pelvico essere un po' un perfetto sconosciuto, eppure è una parte molto importante del corpo femminile. Ci spiega un po' che cos'è? Che cos'è questo sconosciuto? Ma il pavimento pelvico è quel complesso sistema muscolare, fasciale, connettivale, vascolare, nervoso che è situato in quella parte del corpo umano che è tra le più complesse da un punto di vista anatomico, che è la pelvi femminile. Grazie all'integrità di questo sistema complesso vascolo, fasciale, connettivale, nervoso che ho ricordato prima, gli organi che vi sono contenuti, che sono ad esempio la vescica, il retto, l'uretra, la vagina, l'utero, le ovaie, sono mantenuti in sede correttamente, e non solo sono mantenuti in sede correttamente, ma sono anche in grado di funzionare correttamente. Infatti, quando il sistema anatomico del pavimento pelvico in qualche modo è danneggiato e non lavora in modo adeguato, cominciamo ad avere appunto i problemi, le disfunzioni pelvipreneali, tra le più significative a livello di incidenza e anche di notorietà all'utenza, diciamo, ricordiamo l'incontinenza e il prolasso, ma non sono solo queste, ci sono altre cose come l'alterazione della sessualità, il dolore pelvico cronico, l'accidente interstiziale, insomma un sacco di patologie a volte veramente impegnative. Insomma. Ecco, con l'aiuto di alcune slide, ecco, cerchiamo di capire ancora meglio, perché insomma detta così può essere semplice, però in realtà sappiamo benissimo insomma, che è anche molto complesso, no, da capire. Adesso se abbiamo la possibilità di vederle, ecco. Le commentiamo. Certo, intanto insomma dottore è una parte del corpo, dicevamo, un po' nascosta. È una parte del corpo che ha una specie di strano dualismo, perché come ho ricordato prima da un punto di vista anatomico, e credo che poi avremo l'occasione di vederlo anche e soprattutto da un punto di vista muscolare e vascolare e nervoso, è sicuramente la parte anatomicamente più complessa del corpo umano. Però a fronte di questa cosa, e come dice giustamente lei, la parte un pochettino di cui noi abbiamo meno coscienza, la capiamo meno, la conosciamo meno, siamo
poco abituati a viverla questa parte dal punto di vista proprio del nostro immaginario, perché mentre è chiaro che tutti sappiamo che quando facciamo questo movimento stiamo attivando un muscolo del braccio, in realtà ad esempio lì nel pavimento pelvico sono dei muscoli importantissimi per tutta una serie di funzioni che abbiamo appena ricordato, la continenza, la defecazione, la sessualità, eccetera, eccetera, ma di questo apparato muscolare in realtà noi non abbiamo coscienza, non siamo in grado di percepirlo come tale. Anche perché è una parte un po' nascosta, diciamo così, certo. del corpo femminile, no? È molto nascosto e quindi è vero che c'è un po' questa cosa di avere, infatti si dice proprio così, poca coscienza di questa componente del pavimento pelvico. Non a caso, facendo un po' un salto in cose di cui magari parleremo dopo, una delle prime cose che vengono effettuate come tecnica in caso ad esempio di esercizi di rinforzo muscolare del pavimento pelvico, quindi la cosiddetta ginnastica pelvi-perineale, la prima fase di questa ginnastica comprende il passaggio della coscientizzazione, no? Proprio perché la prima cosa che bisogna fare è far capire alla donna che lì ha dei muscoli che sono importanti e percepire la presenza di questi muscoli per poi poterli usare ed esercitare nel modo giusto per rinforzare appunto il pavimento pelvico. Ecco, abbiamo detto una parte poco conosciuta anche perché è una parte nascosta e con la quale sembra strano però non si instaura un rapporto quotidiano come ad esempio può essere con una mano, con una gamba. Tra l'altro stiamo vedendo appunto quello che stiamo vedendo ad esempio è un'immagine che fa vedere una parte fondamentale del pavimento pelvico che è appunto tutta la componente muscolare insieme con quelle strutture un pochettino più biancastre che vedete, che fanno parte di quelle strutture che vengono chiamate fasciale connettivale, i cosiddetti legamenti del pavimento pelvico. E quindi si vede proprio che il bacino, la pelvi è completamente, come dire, in qualche modo la base di questa pelvi è completamente tappezzata e rivestita da un complesso muscolare molto esteso e di conseguenza appunto molto importante. Non solo muscolare ma è anche molto irrorato, no? Molto irrorato perché dicevamo prima che è molto complesso non solo dal punto di vista muscolare ma ancora di più da un punto di vista proprio da un punto di vista vascolare e nervoso, quindi poi penso che ci saranno forse altre immagini che rendono bene l'idea di quanto sia complesso questo distretto anatomico. In realtà, diciamo, tornando all'osservazione che lei faceva prima, lo usiamo invece sempre in continuazione, in questo caso parliamo di donne, lo usate invece sempre in continuazione in modo, tra virgolette, incosciente, nel senso che manca un po' questa percezione, ma ogni momento della nostra vita quando dobbiamo espletare la minzione, la defecazione, l'atto sessuale, e per fare alcuni esempi, in realtà noi usiamo in continuazione il nostro pavimento pelvico, in continuazione, in ogni, direi, secondo. Non abbiamo la coscienza, certo, insomma. Certo. Abbiamo un po', dottor Pontello, spiegato già quali sono le funzioni, ce le ripete un po' perché insomma il pavimento pelvico abbiamo detto essere molto importante perché contribuisce a una serie di azioni che noi svolgiamo quotidianamente. Come ha appena accennato il dottor Bacichet, il pavimento pelvico ha fondamentalmente una funzione di contegno di tutti quelli che sono gli organi pelvici, quindi intestino, vescica, tutto l'apparato genito-urinario e quindi sottintende nel mantenimento del rapporto fra questi organi nella corretta posizione degli stessi, sottintende al corretto funzionamento dell'apparato intestinale, dell'apparato urinario, delle funzioni sessuali della donna e anche della funzione riproduttiva della stessa. Di conseguenza delle alterazioni in questi rapporti, come ad esempio avvengono nel caso ad esempio del prolasso, possono determinare un'alterazione di funzione dell'organo stesso e degli organi anche vicino. Di conseguenza è importante avere un approccio di tipo multidisciplinare, essendo un organo molto, come abbiamo visto anche dalle immagini, molto complesso, attraversato non quindi da un'unica struttura ma da più compartimenti che quindi fanno riferimento a specialità diverse, quindi che spaziano dall'urologia alla ginecologia, all'uroginecologia, alla coloproctologia, eccetera. Di conseguenza coinvolgono anche la figura del radiologo per quanto riguarda la diagnostica, la figura del fisioterapista per quanto riguarda, come si accennava prima, la fisioterapia, la riabilitazione pelviperineale e via dicendo. Ecco, si sente sempre parlare di multidisciplinarietà, anche in questo caso appunto è molto importante l'approccio interattivo tra diversi specialisti, no? Quando si va a parlare di pavimento pelvico e di disfunzioni, no? Certo. Senta, abbiamo detto che
è abbastanza, insomma, un po' ancora c'è qualche tabù, forse c'è qualche imbarazzo socialmente, insomma è anche un po' per questo che si ha poca coscienza e poca attenzione? Ma qui subentra un altro discorso, che si ha poca coscienza del fatto che ci sono alcune alterazioni che sono delle alterazioni e non sono delle normalità. Ad esempio, se noi facciamo riferimento all'incontinenza, è ampiamente ancora oggi, per quanto le cose siano migliorate molto rispetto agli anni precedenti, un'alterazione, un sintomo molto sottostimato. Per vari motivi. Uno dei motivi sicuramente è il fatto che nella donna, soprattutto nella donna in una certa età, viene vissuto come un'alterazione che è inevitabile, quasi da accettare, su cui non si può fare molto, ma è esattamente vero il contrario, non è né inevitabile, non va accettata perché può essere molto invalidante. In realtà oggi molto possiamo fare invece per trattarla e portare dei miglioramenti significativi fino anche alla guarigione, insomma. Quindi una componente di sottostima del problema sicuramente c'è, perché ci sono dati, pubblicati a livello internazionale, che ci fanno vedere come, ad esempio, sull'incontinenza, ma questo vale in qualche modo anche per il prolasso, in realtà la popolazione che si fa vedere che è effettivamente sotto trattamento non supera quasi mai il 15-30%, quindi c'è una grande forbice di donne che hanno questo tipo di problemi, che si può attestare intorno al 60-70%, che per questo problema lo vive, ne è afflitta, ma lo vive, ma per questo problema o non si è mai rivolta a un medico, o comunque se lo ha fatto non ha poi cominciato un importante e significativo percorso diagnostico e terapeutico, insomma. Quindi c'è ancora qualche tabù, ecco, culturale, qualche pudore sociale, e anche la medicina stessa forse solo recentemente, insomma, ha avuto una maggiore conoscenza, un maggiore avvicinamento a questo tipo di regione del corpo femminile e alle sue relative problematiche. Sì, sono un po' vere tutte e due le cose, rimane sempre un atteggiamento culturale sotto forma di tabù da parte dell'utenza, rimane ancora forse una, come dire, non diffusa capacità di risposta diagnostica e terapeutica da parte della classe medica in generale su questo tipo di tematiche, che sono effettivamente molto complesse a volte da trattare, insomma. Anche perché tra le varie funzioni abbiamo detto la funzione sessuale, e quindi su questo sì c'è probabilmente ancora una sorta di tabù, no? Certo, sicuramente c'è anche questa componente, ma direi proprio il fatto che molto spesso, ancora troppo spesso, queste alterazioni, sia il prolasso che l'incontinenza, essendo alterazioni che vanno a incidere prevalentemente, non esclusivamente, magari in periodo post-menopausale, quindi magari su una fascia d'età un pochettino più avanzata, vengono vissute da questa fascia d'età come dire, l'inevitabile evoluzione da accettare e quindi da non affrontare, un po' per vergogna, un po' perché ci può essere questa mentalità di accettazione di questo tipo di disturbo visto come inevitabile con l'alzare degli anni, insomma. In realtà non è così, perché la medicina può fare molto e si possono arrivare, insomma, a raggiungere degli ottimi risultati, di cui poi ne parleremo. Andrei dunque nello specifico della puntata di oggi, perché abbiamo detto le disfunzioni del pavimento pelvico. Quali possono essere le patologie che colpiscono questa regione del corpo femminile? Ma io direi, come ho accennato all'inizio, che sono molteplici. Credo sia giusto soffermarsi un pochettino di più sulle due principali, che sono principali per incidenza, per portata anche da un punto di vista dell'impatto sociale, economico, sanitario, terapeutico, che sono l'incontinenza da un lato e il prolasso dall'altro. L'incontinenza, che viene definita come la perdita involontaria di urina. In realtà quando noi vediamo le donne nei nostri ambulatori specialistici presso il nostro ospedale, spieghiamo sempre che parlare di incontinenza è un po' improprio, perché l'incontinenza non è l'incontinenza, esistono diversi tipi di incontinenza. Quali possono essere? In particolare ce ne sono tre. Una è chiamata incontinenza d'urgenza, che è l'incontinenza per cui una donna non riesce a trattenere lo stimolo e quindi non arriva in tempo in bagno e perde quindi la pipì, come si dice, strada facendo. In realtà fa parte di un quadro un pochettino più ampio e complesso, che è quello della vescica iperattiva, dove c'è un aumento della frequenza menzionale, quindi uno stimolo molto frequente, anziché avere uno stimolo normalmente dilatato di 3-4 ore ogni mezz'ora, un'ora e mezza, uno stimolo sempre urgente per cui necessità di correre in bagno, e a volte accompagnato appunto dal fatto che non si arriva in tempo in bagno, quindi si perde appunto la pipì.
C'è poi l'incontinenza da sforzo, che è un'incontinenza completamente diversa, dove la fuga involontaria di urina è legata appunto allo sforzo, vuol dire che non è associata alla presenza dello stimolo, ma una donna che ha magari urinato un'ora fa e quindi non ha nessuna percezione dello stimolo, fa uno sforzo qualsiasi, il correre, il tossire, lo starnutire, il camminare, l'attività sessuale, e sotto questa azione, chiamiamola di sforzo generico qualsiasi, in quel momento ha una fuga involontaria di urina, ed è appunto un tipo di incontinenza diversa, perché queste due incontinenze hanno cause diverse, hanno meccanismi fisiopatologici, come si dice, quindi cause diverse, e di conseguenza hanno anche rimedi terapeutici diversi. Per complicarci poi la vita, a volte nel 25-30% dei casi, quindi non proprio pochissimo, queste due forme di incontinenza stanno insieme nella stessa donna. In questo caso si parla di incontinenza mista. La cosa è un pochettino più complicata, perché chiaramente avendo, come dire, approcci terapeutici diversi, queste donne molto spesso vanno effettuati tutti i due diversi approcci terapeutici. La difficoltà a volte è capire quale di queste due incontinenze prevale, da che parte, come dire, prendere per prima questa coperta, da che parte tirarla per prima, insomma, e con che terapia cominciare. Quindi sostanzialmente incontinenza da urgenza, vescica iperattiva, incontinenza da sforzo e incontinenza mista, quando queste due incontinenze stanno insieme nella stessa persona. Ecco, nel corso della puntata, insomma, andremo a capire meglio, a spiegare meglio ancora di più nel dettaglio, insomma, che cosa le differenzia. Noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13 Salute. Torniamo a parlare di donne e salute, e in particolare delle disfunzioni del pavimento pelvico. Dottor Bacichetta, abbiamo già un po' cominciato a spiegare quali possono essere queste disfunzioni, però torniamo a dire, insomma, che il pavimento pelvico, per quanto possa essere imbarazzante anche parlarne, possa esserci qualche tabù culturale, è una zona davvero molto importante per il corpo femminile. Tantissime sono le funzioni legate a quest'area, e stavamo dicendo poco fa, insomma, che è anche un'area particolarmente irrorata, no? Da vasi sanguigni, oltre che con una grande muscolatura. Sì, assolutamente. Ribadiamo che da un punto di vista soprattutto appunto vascolare, ma anche nervoso, è il compartimento, il pavimento pelvico, quindi la pelvi femminile più complessa che è presente, più complessa del nostro corpo umano. Insomma. Questa, ad esempio, credo faccia capire benissimo di cosa stiamo parlando, è la ricostruzione reale tridimensionale, quindi le cose stanno esattamente così. E ci fa vedere chiaramente quanto è complesso l'asse vascolare del pavimento pelvico. Vediamo in rosso le arterie, in blu le vene e in giallo tutto il decorso dei vari rami nervosi, e vedete che è un intrico come dire, vascolare e nervoso assolutamente impressionante, ed è esattamente la realtà anatomica da questo punto di vista del pavimento pelvico, per cui torna un po' a quello che dicevamo prima, che stiamo veramente parlando di una zona che magari è poco percepita da un punto di vista della coscienza, dell'appartenenza del nostro corpo umano, ma in realtà è veramente la più complessa. Credo poi che questa immagine sia davvero esplicativa in maniera sensibile. Ecco. Dicevamo, no? Patologie, disfunzioni legate al pavimento pelvico. Abbiamo distinto tra incontinenza da sforzo e incontinenza da urgenza. In che cosa si differiscono? L'abbiamo detto. Vorrei capire, insomma, l'incidenza di questo tipo di disfunzioni. L'incidenza complessiva del problema incontinenza è grosso modo lo stesso, possiamo dire, del problema prolasso nella popolazione generale femminile, prendendo in considerazione una fascia d'età ampia che varia dai 20 anni agli 80 e oltre anni, si attesta intorno, a seconda delle varie casistiche nazionali e internazionali, si attesta intorno al 25-30%. Quindi diciamo che fatto numero 100 donne, 25-30 in qualche modo, a vario livello, con varia tipologia, di varie entità, hanno comunque un problema di incontinenza, e sempre fatte salve 100 donne, sempre circa un 25-30 hanno comunque un problema, anche qui di vario tipo, livello, entità, di prolasso. Quindi sono numeri estremamente importanti, sono numeri molto pesanti. Abbiamo anche dei grafici, no, che ci aiutano a capire ancora di più, ecco. Ma questo ci fa capire, ad esempio, che è un'alterazione, quella dell'incontinenza, e lo stesso vale per il prolasso, correlata con l'età. Si vede chiaramente che il tasso di incidenza, quindi
le barrette azzurre diventano via più alte man mano che aumenta l'età. Quindi c'è questa correlazione sicuramente con l'età e, come abbiamo ricordato all'inizio, in generale le alterazioni del pavimento pelvico, incontinenza e prolasso, incidono in più in periodo peri-postmenopausale, infatti questa ne è la dimostrazione, e poi aumentano con l'aumentare dell'età. È anche un problema quello dell'incontinenza, il prolasso inevitabilmente, ma anche quello dell'incontinenza di genere, nel senso che incide chiaramente in modo molto più netto nel sesso femminile. Infatti da questo grafico si vede che, con due eccezioni, che sono l'età peripuberale, insomma i 5-14 anni, dove l'incontinenza in realtà è a maggiore incidenza sul maschio, e l'età estrema over 85, dove i due sessi in qualche modo come incidenza si equivalgono, ma per tutto il resto delle fasce d'età è nettamente superiore in incidenza nel sesso femminile, quindi è un'alterazione di genere correlata con l'età, quindi ha queste due caratteristiche, con un'incidenza complessiva, come ricordavo prima, che si attesta intorno grosso modo a un 25-30%. Insomma. Come mai maggiormente le donne colpite da questo tipo di disfunzione rispetto all'uomo? Parlando chiaramente di incontinenza, perché certo, riguardo il prolasso intuitivo, perché ovviamente, ma perché ci sono due elementi, come dire, che colpiscono, per quanto elementi fisiologici, ma che colpiscono ovviamente in modo esclusivo la donna, che sono da un lato il fattore ostetico, gravidanza e parto, che è un elemento fondamentale nel generare poi questi tipi di problemi, e dall'altro lato un altro momento delicato di rottura di equilibrio che può portare a queste patologie è anche l'arrivo della menopausa, quindi un depauperamento, una carenza ormonale, anche questo è un elemento fisiologico normale nella vita della donna, che però comunque comporta questa carenza ormonale, delle azioni, come dire, di indebolimento dei tessuti del pavimento pelvico, quindi di più nella donna, perché la donna, come dire, ha a suo carico questi due elementi che insomma sono appunto dei fattori predisponenti molto importanti. Insomma, non sono gli unici, c'è poi un fattore familiare, un fattore quindi familiare / genetico, un fattore razziale, tante abitudini di vita, tante cose che vanno a incidere, ma sicuramente i due elementi forse più determinanti, più importanti come fattori di rischio che generano danni che poi appunto si possono manifestare con queste alterazioni sono il fattore ostetico, come viene chiamato, e il momento della menopausa. Ecco, su questo poi ci torniamo, insomma, perché è interessante anche capire ancora meglio quali sono le cause, quindi come detto, insomma, se c'è un fattore congenito, quindi una certa familiarità, che sappiamo per alcuni tipi di patologie esserci in maniera, insomma, prevalente. Dottor Pontello, sono disfunzioni che inevitabilmente alterano la qualità della vita, no, di una donna, però c'è ancora vergogna nel magari rivolgersi allo specialista, però effettivamente, insomma, capiamo bene quanto possa essere invalidante nella vita di tutti i giorni. È sicuramente una condizione invalidante, soprattutto quella che è il problema dell'incontinenza urinaria, ed è un problema di cui le donne difficilmente ne parlano, anche se la tendenza negli ultimi anni chiaramente sta cambiando, vuoi soprattutto per quelle che sono le nuove terapie che sono state introdotte, che hanno migliorato nettamente la qualità delle donne, la qualità di vita delle donne trattate. Certo. Cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo un pochettino quelle che erano le tre tipologie, come dire, di incontinenza che ho prima ricordato, che magari si capiscono, si intuiscono un pochettino meglio sui disegnini che ci sono sotto. Abbiamo appunto, come abbiamo detto, l'incontinenza da sforzo, quindi il fatto che con l'attività fisica, che lì graficamente è rappresentata in quei modi, si ha questa fuga involontaria di urina in assenza di stimolo, perché la definizione corretta dell'incontinenza da sforzo è appunto la fuga involontaria di urina sotto sforzo in assenza di stimolo. Dall'altra parte abbiamo, dove c'è scritto urgenza, urgency in inglese, abbiamo appunto la visione di questa difficoltà a trattenere lo stimolo e del fatto che bisogna correre appunto in bagno, e quindi c'è appunto la vescica iperattiva, quindi l'aumento della frequenza e dell'urgenza rispetto alla normalità, con la possibilità di non arrivare in tempo in bagno e appunto avere in questo caso con lo stimolo la fuga di urina, e chiaramente poi l'unione nella cosiddetta forma mista di queste due cose. Volevo un attimo ringraziarmi a quanto diceva il dottor Pontello
Pontello prima che anche il prolasso, ma sicuramente l'incontinenza, come dire, lede sicuramente enormemente la qualità di vita, perché provate solo a immaginare, perché magari chi ne è come dire, afflitto lo capisce benissimo, soprattutto anche la forma di vescica operativa incontinenza d'urgenza, avere lo stimolo ogni mezz'ora, ogni 3/4 d'ora, di giorno e di notte, vuol dire non dormire, vuol dire non riuscire a muoversi di casa se non si ha una mappatura dei bagni pubblici, l'incontinenza da sforzo, non so, ad esempio il fatto di, come dire, di perdere l'urina e quindi di sentirsi bagnata con quello che ne consegue dal punto di vista appunto così dell'impatto anche psicologico durante ad esempio un rapporto sessuale, oppure il fatto di camminare o ridere con delle amiche in quel momento, sentirsi bagnata, genera chiaramente un disagio, un senso di vergogna e una limitazione della qualità di vita che insomma non è da poco. Tra l'altro io non so se poi avremo dei grafici da far vedere, ma ricordo anche che il problema è così importante da un punto di vista anche dell'impatto sociale, economico e non solo sanitario, con tutti i costi che ne derivano, che ne conseguono. Quanto incide questa disfunzione sul sistema sanitario? Incide tantissimo, perché se noi mettiamo insieme i costi diretti e indiretti dell'incontinenza, del prolasso, ma parliamo ad esempio dell'incontinenza nello specifico, che vuol dire costi legati alla diagnosi, alla terapia, ma vuol dire costi anche legati all'assorbenza, quindi ai pannolini, all'uso di cateteri, vuol dire costi legati alla perdita di giornate di lavoro, quindi mettiamo tutto insieme questo ambaradan dal punto di vista dei costi sociali e sanitari. In realtà uno non crederebbe a una cosa di questo tipo, ma il problema incontinenza costa ed è più importante come incidenza dei tumori ginecologici, dei tumori della mammella, di affezioni croniche come le artriti, le artrosi, le polmoniti, e quindi è un problema enorme anche da questo punto di vista, molto più importante di quanto si è portati magari a pensare o a credere, insomma. E poi forse avremo occasione di vederlo. Dottor Pontello, quindi come fare per riconoscere i campanelli d'allarme e quindi in tempo rivolgersi a uno specialista? Cos'è che dobbiamo fare particolare attenzione? Allora, più che campanelli d'allarme li definirei una serie di sintomi che possono far pensare che ci sia qualcosa che a livello del pavimento pelvico non vada. Per campanelli d'allarme sono magari come una cosa per una patologia grave, per cui penserei a sintomi più che altro. Sintomi fondamentalmente, l'abbiamo detto, per quanto riguarda l'incontinenza, la fuga di urina in qualsiasi forma essa si manifesti. Poi per quanto riguarda sempre l'apparato urinario possiamo avere cistiti ad esempio ricorrenti, infezioni croniche ricorrenti, che sono un indice di disfunzionalità nello svuotamento della vescica ad esempio, oppure la difficoltà a minzionare, la stessa difficoltà a svuotare la vescica. Per quanto riguarda il prolasso, i sintomi che la donna può avvertire sono un senso di peso, un senso di ingombro a livello pelviperineale, un senso di peso a livello addominale, un dolore fisso, un dolore cronico, un dolore ai rapporti. Quindi ci sono una serie di cose che si possono non sono valutare, sì, specifici per una singola patologia che noi seguiamo, però se messi insieme potrebbero essere indicativi di qualche cosa che non va, e comunque sono meritevoli sicuramente di un approfondimento diagnostico, certo, o del fatto che il paziente ne parli con qualcuno. In questo caso la figura di riferimento deve essere, secondo me in prima istanza, sempre il medico di famiglia, il medico di medicina generale, che forse è la figura che più ha confidenza con il paziente, per quello che si diceva prima, essendo un argomento che ancora rimane un po' tabù, forse è la persona che più, rispetto ad uno specialista che magari vede la paziente per una volta sola o la prima volta, magari è più difficile riuscire a parlarne liberamente. Con il medico di base, certo. Che poi deve naturalmente inviare la paziente ai centri che si occupano dell'anno. Certo, però i medici di base dovrebbero essere, possono essere un primo filtro, le spie sentinelle. Certo. Ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi. Aspettiamo.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13 Salute. Riparto dal dottor Baccichet perché poco fa ci accennava che queste disfunzioni possono essere legate anche ad una certa familiarità. Sappiamo che anche per altri tipi di patologie purtroppo c'è un fattore congenito. Ce lo spiega un po' meglio anche in questo caso? Anche questo tipo di patologie non sfuggono a questa regola, nel senso che la familiarità e quindi la genetica ha un suo peso. È stato ampiamente ormai dimostrato da tempo che donne in cui in famiglia madri, sorelle più anziane, zie, quindi nella relazione parenterale più stretta c'è una storia di incontinenza, di prolasso, rispetto a una popolazione di riferimento dove questa storia non c'è, hanno più rischio di sviluppare a loro volta un fattore appunto di incontinenza o di prolasso, quindi a dimostrazione che la familiarità e quindi il fattore genetico che si trascina è importante. Ad esempio, un'altra cosa che ci rende ragione che la genetica ha la sua importanza non è solo la familiarità ma anche l'aspetto razziale, perché ad esempio questo tipo di patologie incidono molto di più nella razza bianca caucasica che in altre razze come quella africana o quella asiatica. Ma c'è una spiegazione a questa maggiore incidenza? C'è una spiegazione, è legata proprio a un fatto che c'è un corredo genetico che comunque è leggermente diverso nell'espressione di alcuni geni nei diversi tipi razziali che popolano il nostro pianeta, e di conseguenza questa espressione genica diversa favorisce, diventa un fattore di rischio. Poi certo ci possono anche essere altre considerazioni come appunto abitudini di vita, l'alimentazione, tante cose. Ricordiamo ad esempio, mi viene così in mente al salto, che l'obesità, tanto per dire, è un fattore di rischio importante per lo sviluppo ma anche per la prognosi di queste alterazioni e anche per la prognosi da un punto di vista terapeutico. Facciamo discorsi un po' in libertà, quindi tanto per dire, quando noi curiamo una donna per incontinenza da sforzo, che è quella forma di incontinenza per cui ci si bagna senza stimolo, il nostro approccio terapeutico sappiamo che sarà meno efficace in una donna obesa rispetto a una donna che è normolinea. E quindi è chiaro che ad esempio oltre al fattore genetico è molto più facile trovare nel nostro mondo occidentale piuttosto che in Africa o in Asia delle donne che hanno questo, della popolazione generale, non solo femminile anche maschile, ma insomma la popolazione generale che ha questo tipo di problema. Quindi poi il fattore genetico è importante e si assommano poi certo come sempre tutta un'altra serie di considerazioni, insomma. Ecco, come avviene la diagnosi? Quali sono i vari approcci diagnostici per arrivare appunto alla diagnosi? Beh, insomma, la diagnosi dell'incontinenza, del prolasso, come sempre ha vari steps. Si parte sempre dal più semplice, che è fondamentale in tutte le situazioni, come dire, di alterazione patologica, e lo è anche in questo caso, perché far parlare una donna, porle le domande giuste, interpretare nel modo giusto le domande, già questo ci aiuta a fare diagnosi. Ad esempio nel caso dell'incontinenza, ponendo le domande giuste, interpretando quello che ci dice la donna nel modo giusto, già solo parlando, quindi facendo la cosiddetta anamnesi, noi siamo in grado abbastanza facilmente, per chi si occupa in modo particolare di questo mondo, diciamo, di queste alterazioni, di capire se siamo di fronte a un'incontinenza da sforzo, un'incontinenza d'urgenza, un'incontinenza di tipo misto, sa già individuare il problema. Poi certo a questo deve seguire un attimino la classica visita, come dire, la valutazione del pavimento pelvico, che ci aiuta a capire alcuni dettagli, lo stato delle mucose vaginali, la presenza di prolassi, perché ad esempio la visita è, come dire, l'elemento fondamentale per fare diagnosi del prolasso, che è l'altra parte del problema di cui immagino parleremo un po' più avanti, e quindi c'è poi la parte del cosiddetto esame obiettivo, e poi ci sono, come dire, i cosiddetti esami strumentali, da quelli più semplici, l'esame banale, esame urino, urinocultura, perché molto spesso i sintomi della vescica operativa e dell'incontinenza d'urgenza possono essere in qualche modo sovrapposti o sovrapponibili a una sintomatologia legata a un sospetto di cistite, quindi già con una banale esame urino, urinocultura noi possiamo escludere o confermare questo tipo di diagnosi. Per arrivare via via sempre alle cose un pochettino più complesse, e quindi a seguire poi ci sono le indagini di tipo strumentale, cioè l'uso di apparecchiature un pochettino più complesse, che possono essere ad esempio sia nell'incontinenza che nel prolasso l'ecografia per valutare lo stato degli organi pelvici. Nell'incontinenza poi abbiamo un esame principe strumentale cosiddetto di terzo livello, cioè l'ultimo step diagnostico, perché è un pelino più complicato, che si chiama esame urodinamico. Di questo ne parliamo dopo, abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, chiamo dalla provincia di Venezia, sono la signora Grazia. Ascolti, io ho anch'io l'abbassamento pelvico
e 2 o 3 anni fa ho messo il pessario e con questo diciamo ho migliorato, perché prima si era abbassato molto. Siccome in questo periodo non potevo fare l'intervento perché avevo dei problemi, è necessario farlo il prima possibile l'intervento, o si può continuare col pessario andare avanti ancora. E poi oltre a questo si può creare un disturbo anche al colon, all'intestino. Quindi avere delle conseguenze. Chi vuole rispondere, o se vi serve qualche domanda in più da fare alla telespettatrice? Ma no, possiamo rispondere, non so, magari rispondo una parte. Io riguardo il pessario, no? Il pessario, così magari lo spieghiamo anche agli altri, il pessario è il cosiddetto anello che si introduce per via vaginale per riportare all'interno e tenere all'interno le parti abbassate della vagina e quindi il cosiddetto prolasso, che può essere un prolasso di vario tipo, poi magari ne parleremo meglio. Chiaramente non è un intervento tra virgolette o comunque una tecnica risolutiva, è una tecnica che viene usata o come tecnica di transizione in attesa appunto dell'intervento o in rari casi, ormai sono veramente rari, in situazioni particolari in cui il rischio operatorio per la paziente è eccessivo. Il problema del pessario è che chiaramente comporta un certo traffico, diciamo, perché per fare le cose fatte bene bisogna cambiarlo ogni 3-4 mesi, perché chiaramente è un corpo estraneo che può generare rischio di infezioni a livello vaginale, aumenta sicuramente le secrezioni, quindi dà un senso di discomfort. Con il pessario in sede, se come dire, una donna ha ancora rapporti sessuali, questi diventano problematici, limitati, e quindi anche questo è un aspetto, perché la sessualità è sempre una cosa ovviamente importante. Con il pessario in sede bisogna farsi almeno a giorni alterni, se non meglio tutti i giorni, una lavandina interna per tenere assettico più possibile appunto l'ambiente vaginale che ha questo corpo estraneo, quindi chiaramente comporta tutta una serie di problematiche, e quindi è ovvio che il consiglio che posso dare a questa signora, come a tutte le signore che hanno questo tipo di problema e che magari per vari motivi hanno in questo momento un pessario in sede, sicuramente è quello di arrivare a fare un intervento che è decisamente risolutivo, insomma. Poi sul rischio magari... Vuole aggiungere qualcosa? Perché la signora diceva posso avere anche delle conseguenze a livello del colon, la signora diceva. No, conseguenze non ce ne sono, nel senso che è un anello di gomma che viene messo all'interno della vagina allo scopo di sostenere gli organi pelvici prolassati, quindi al limite può solo determinare una parziale transitoria ostruzione a livello del retto che passa posteriormente, quindi determinare una certa difficoltà alla defecazione, però ecco, grossi problemi non ne crea, a parte quello che si diceva prima, queste perdite continue, queste magari ulcerazioni della mucosa vaginale, via dicendo. Forse la signora interviene a dire se l'intervento può creare qualche problema in colon, no? Ma anche in questo caso possiamo rassicurare la signora che l'intervento fatto nel modo corretto, con indicazioni corrette, non dà questo tipo di problemi. Insomma. Speriamo insomma di aver risposto alla nostra telespettatrice. Grazie signora per la sua chiamata. Tornando ancora una volta agli esami diagnostici, lei aveva nominato l'esame urodinamico. Come si svolge? L'esame urodinamico è un pochettino una seccatura, perché è un esame... Un po' invasivo? Ma insomma un po' invasivo, sì, è minimamente invasivo. Invasivo nel senso che alcune caratteristiche che lo rendono, se vogliamo, tale, ma per modo di dire. L'invasività consiste nel fatto che per fare questo esame, che è molto importante però in certe situazioni ed è irrinunciabile, appunto molto importante, sono irrinunciabili, per fare questo esame bisogna intanto avere un po' di pazienza di tempo, perché è un esame un po' lungo, dura mediamente sui 3/4 d'ora, 50 minuti, bisogna inserire un catetere in vescica, un catetere nel retto, sono cateterini molto piccoli, e quindi questa cosa è un pochettino così, può fare una certa impressione ma non dà assolutamente nessun fastidio. Bisogna poi sedersi su una tazza dove la paziente viene invitata a svolgere l'atto menzionale, quindi è tutto un pochettino una situazione un pelino complessa, è un esame infatti che richiede sicuramente del personale, come dire, addestrato adeguatamente, non solo medico ma anche infermieristico, per poterlo svolgere. La signora deve essere messa in una situazione di, come dire, miglior privacy e comfort possibile. Però è un esame importante, e quindi in questo le nostre pazienti lo accettano poi tutte tranquillamente. Si tratta chiaramente di spiegargli che ha queste caratteristiche che non lo rendono una banale ecografia, diciamo, ecco, qualcosa di un pelino più invasivo, di un pelino più complicato, però è un esame fondamentale, perché con questo esame noi riusciamo a capire come lavora
la vescica, in particolare l'attività muscolare della vescica, la cui alterazione ad esempio è la causa della vescica iperativa incontinenza d'urgenza, come lavora e che caratteristiche ha l'attività sfinteriale dell'uretra, quel piccolo canalino che porta fuori la pipì dalla vescica all'esterno, la cui alterazione è la causa invece dell'incontinenza da sforzo, e quindi ci dà tutta una serie di dati, di parametri, di pressioni, di attività muscolare, funzionale, sfinteriale, che vengono poi lavorati su dei grafici che noi poi interpretiamo e mettendoli insieme con l'anamnesi, con l'esame obiettivo, ci aiuta a fare in certe situazioni una diagnosi appunto un pochettino più precisa e più accurata. Trova la sua indicazione in particolare quando dobbiamo portare ad esempio sul lettino operatorio per un intervento per quanto mini invasivo ma sempre intervento una paziente per un'incontinenza da sforzo, trova la sua indicazione quando abbiamo una paziente con incontinenza di tipo misto, perché ci aiuta a capire in quella donna, al di là di quello che la donna ci racconta che è importante, ma ci aiuta a capire quale delle due incontinenze è prevalente e quindi con quale trattamento partire prima. Può essere utilizzata anche nell'incontinenza d'urgenza o vescica iperativa qualora il nostro approccio terapeutico non abbia avuto magari il successo che prevedevamo, poi magari della terapia naturalmente penso parleremo. Insomma. Certo. Dico una sciocchezza, ogni donna ha un pavimento pelvico differente dall'altra. Giusto? Non è una sciocchezza. Ok, quindi il pavimento pelvico di una donna che ha avuto un parto è certamente differente rispetto a una donna che non l'ha avuto, è corretto? Assolutamente sì, non a caso abbiamo ricordato prima che uno dei fattori di rischio per la genesi di queste alterazioni, quali appunto l'incontinenza e il prolasso, ma anche altre, è proprio il fattore ostetico, cioè la gravidanza e in particolare ancora di più il parto vaginale, perché il parto vaginale, che è ovviamente un evento assolutamente fisiologico, comporta uno stress in senso di stiramenti e compressione dei tessuti pelvici, quindi di quei tessuti muscolari, vascolari, nervosi che abbiamo prima visto. Questo stress, questo stiramento, questa compressione comporta, come dire, un ridotto afflusso di sangue, quella che si chiama una piccola ischemia localizzata a livello dei tessuti muscolari connettivali, che comunque genera dei danni che non sono magari clinicamente evidenti in quel momento, ma che poi negli anni possono generare l'indebolimento di queste strutture muscolari, ma provoca anche questo evento, per quanto fisiologico e bellissimo, provoca anche dei danni a quel piano muscolare che abbiamo visto prima, no? Che come dire, è la base della pelvi del bacino femminile, provoca degli stiramenti, degli stretching, delle accelerazioni a livello del piano muscolare, e questo muscolo certo in qualche modo riprenderà la sua normalità, ma non la riprenderà mai più completamente dopo un parto in termini di densità muscolare, di forza muscolare, di tensione muscolare, e quindi si generano dei danni che rimangono a livello subclinico per lunghissimo tempo, ma che sono poi responsabili in alcune donne che hanno anche altri fattori di rischio, in cui magari arriva la menopausa, in cui magari c'è la familiarità, sono quelli che poi questi danni che rimangono nascosti si renderanno poi clinicamente manifesti. Magari a lungo andare. Certo, perché c'è ad esempio una correlazione molto chiara tra il numero di parti naturali e l'incidenza di incontinenza, in particolare di incontinenza, e più aumenta il numero di parti, più aumenta il rischio di sviluppare negli anni incontinenza, lo stesso, anche se in modo un pochettino meno evidente, ma lo stesso vale, più aumenta il numero di parti, più aumenta il rischio di prolasso. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, torniamo tra poco. Da 3. Ben ritrovati in studio, ancora con Ore 13 Salute. Io riparto dal dottor Pontello, perché prima abbiamo parlato dell'importanza del fattore ostetrico. Come si possono prevenire e anche trattare le alterazioni postpartum? Allora, abbiamo detto una cosa giusta, prevenire è la parola giusta. Noi da uroginecosi, anche da ginecologi, siamo abituati a trattare le problematiche di incontinenza, di prolasso, oppure le problematiche legate al parto, ad esempio a suturare le lacerazioni vaginali da parto e via dicendo. Esistono poi tutta una serie di microlesioni di cui accennava il dottor Bacichet prima, che avvengono durante il parto, che sono misconosciute, che non possiamo vedere, che si manifestano solo successivamente. Di conseguenza prevenire, cioè avere una coscienza di quello che è il pavimento pelvico, di conseguenza utilizzarlo correttamente al momento del parto da parte della donna, di
di conseguenza prepararlo anche all'evento parto con esercizi di rilassamento e via dicendo, così come anche una gestione ostetrica corretta del parto con rispetto di tutte le tempistiche eccetera eccetera, è sicuramente un fattore che può aiutare nella prevenzione di questi, sarebbe importante. di questi danni. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Paola da Treviso. Prego, Devo Paola. chiedere al dottor Baccichet se posso proseguire con fisioterapie al pavimento pelvico con sonda, oppure se ci sono anche delle novità, perché io, come ha già spiegato ampiamente il dottore, ho cominciato ad avere i sintomi del prolasso pavimento pelvico quando sono entrata in menopausa. Ho avuto un parto molto difficile, a secco, con utilizzo di ventosa, e quindi poi ho cominciato ad avere le conseguenze. Con la cistopolpodefecografia abbiamo visto che è tutto prolassato. Esistono delle nuove tecniche? Grazie Paola. Allora, se dobbiamo parlare di tecniche riabilitative, la risposta è no, non esistono nuove tecniche, nel senso che le tecniche che le abbiamo ormai da anni, sono consolidate e non c'è niente di particolarmente nuovo da questo punto di vista. Le tecniche sono quelle, come dire, degli esercizi di base che sono chiamati esercizi di Kegel, che molto spesso sono già sufficienti ed è quello che veramente serve per rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico. È una sorta di ginnastica? È una sorta di ginnastica. La cosa importante di questa, che poi, come accennava la telespettatrice, può essere coadiuvata da altri meccanismi, che è quello dell'uso delle sonde, dei coni vaginali da tenere in sede più a lungo possibile, che è l'uso magari di un biofeedback, come si chiama, un'elettrostimolazione che può aiutare queste cose, ma sono tutte cose consolidate negli anni. In realtà la cosa importante è quella di fare forse le cose più semplici, questa ginnastica di base del pavimento pelvico, perché se fatta bene e fatta in modo costante, già questo senza per forza l'utilizzo di altre situazioni un po' più complicate può essere sufficiente. L'importante è appunto farla bene, quindi deve essere insegnata nel modo corretto, e l'altra cosa importante è la costanza, perché se io faccio questi esercizi che prevedano o meno l'uso della sonda, ma insomma al di là di questo in generale faccio questi esercizi, li faccio benissimo in modo costante anche per un periodo prolungato, che ne so, di un anno, ma dopo non li faccio più costantemente, è tutto lavoro perso. Quindi la cosa importante è quella appunto di farli bene nel modo giusto e di farli in modo costante. La ginnastica va sempre bene, così concludiamo un po' questo capitolo. Certamente il target è sempre quello prevalente della ginnastica del pavimento pelvico, la cosiddetta riabilitazione peripenale è sicuramente particolarmente utile, più utile a livello di prevenzione, come si ricordava prima, oppure nella gestione dei sintomi molto iniziali, perdo la goccetta una volta alla settimana, ho un prolasso molto lieve iniziale, per stabilizzare la situazione, farla rientrare o comunque prevenire il peggioramento. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, telefono da Treviso. Buongiorno, prego. Io ho avuto un mese e mezzo fa un intervento di proctologia per una criptite, solo che non ho avuto nessun risultato. Per una? Se uno dei due è proctologo? No, non è l'ambito di competenza, signora. Non è l'ambito di competenza, perché quello deve parlare col chirurgo colorettale, con cui, in nome della multidisciplinarità che ricordava prima il dottor Pontello, noi spesso in realtà lavoriamo e collaboriamo, perché le donne che hanno problemi di tipo colorettale, quindi appunto problemi di alterata defecazione, ad esempio, di prolasso della mucosa rettale, hanno spesso associate anche problemi del pavimento pelvico come prolasse incontinenza, che sono come dire più di nostra competenza, quindi a volte dobbiamo inquadrare, lavorare, trattare insieme la paziente, però diciamo che i problemi di tipo colorettale sono problemi che riguardano nello specifico il chirurgo colorettale. Ecco signora, la invitiamo a seguire le prossime puntate, perché insomma sarà un tema di cui insomma parleremo. Siamo quasi in chiusura, le chiedo di essere insomma breve, anche se il tema non lo richiede. Ecco, le nuove tecniche per appunto trattare questo tipo di disfunzioni. Allora, diciamo che sono relativamente nuove, perché insomma sono un pochettino anche consolidate. Rapidissimamente, come dice giustamente lei, parlare di terapia dell'incontinenza del prolasso richiederebbe delle ore, e dirle in pochi minuti non è semplice, però darò un accenno. Ad esempio abbiamo ricordato che sono due tipi di incontinenza, da sforzo e da urgenza, hanno terapie completamente diverse. L'incontinenza da sforzo trova la sua guarigione molto spesso, in più dell'87% dei casi,
casi, e comunque se mettiamo insieme guarigione e miglioramento superiamo abbondantemente il 90%, quindi con degli ottimi risultati, con un intervento di chirurgia mini-invasiva, perché è un intervento che prevede il posizionamento di una piccola benderella, faccia conto più sottile del mio mignolo, sotto questa uretra, questa porzione anatomica che prima ho ricordato essere la causa, se è indebolita, di questo tipo di incontinenza, lavorando per via vaginale senza fare nessun taglio esterno, in regime di day surgery, day hospital, andando quindi già a casa il pomeriggio con un interventino di 10 minuti e quindi questo è l'intervento in questo momento più attuale, moderno e più efficace per quel tipo di problema. L'incontinenza d'urgenza trova una terapia completamente diversa che parte dal gradino più semplice, che è quello di una terapia farmacologica, perché esistono dei farmaci che agiscono in modo selettivo sul muscolo vescicale, regolandone meglio l'attività, che è la causa appunto dell'incontinenza d'urgenza. Qualora la terapia farmacologica, perché ha un tasso di successo nel senso di un miglioramento importante che non arriva al 60-70% dei casi, non di più, non dovesse funzionare, abbiamo altre 2 cartucce terapeutiche da sparare. Una si chiama tossina botulinica, quindi si fanno delle punture per via cistoscopica, anche questo è un piccolo interventino che si può fare in anestesia locale, e si va a iniettare questa tossina botulinica sul muscolo vescicale al fine, come era il fine del farmaco, di modularne e migliorarne l'attività contrattile. E un'altra possibilità terapeutica da associare alla tossina botulinica è la cosiddetta neuromodulazione sacrale. Dicendolo in parole povere, sì, non so, sì, prego. Ecco, così come esiste un pacemaker per il cuore, esiste, chiamiamolo, una specie di pacemaker per la vescica. Noi, anche questo è un intervento che è un po' complesso, ma si fa in anestesia locale, sembra complesso ma riusciamo a fare un'anestesia locale, mettiamo un elettrodo sulle radici sacrali che vanno a poi innervare la vescica, quindi a modulare la sua attività funzionale. Con questo elettrodo mandiamo su queste radici nervose allo sbocco sacrale degli impulsi di ampiezza e frequenza voluta che vanno a fare la loro azione terapeutica sulla contrazione muscolare vescicale. E so che tra l'altro in questo l'ospedale di Oderzo è un punto di riferimento, insomma, per il territorio, perché insomma, di questi interventi se ne fanno ed è davvero un centro di eccellenza. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sono la signora che parla da Padova. Sì, prego signora. Una settimana fa ho fatto un'operazione di colonoscopia e praticamente 2 mesi fa era polipo 3,5 cm e è cresciuto 4 cm. Abbiamo già mi hanno fatto un tipo microperforazione trattata endoscopiamente in corso di terapia emoditermica e meccanica, cioè hanno messo tipo 4 clip metalliche. Devo preoccuparmi queste cose qua. E anche un'altra cosa, che io del corpo vado veramente pochissimo, proprio sottilissimo, cioè non so cosa deve essere, perché deve uscire così dal corpo. Non abbiamo capito molto bene, la ringraziamo per la sua telefonata perché l'audio è un po' disturbato, però mi sembrava che anche in questo caso fosse un problema diverso. Tipo collo rettale, mi pare di aver capito, una piccola perforazione in corso di coloscopia, quindi insomma anche questo non di stretta pertinenza dell'argomento. Certo, insomma. Invitiamo dunque la signora, ecco, a seguire anche le prossime puntate, proprio perché sarà uno dei temi di cui tratteremo. Abbiamo detto insomma che per questo tipo di intervento il centro l'ospedale di Oderzo è un punto di riferimento, quindi un'eccellenza nel nostro territorio. Vi ringraziamo insomma di essere venuti a Ore 13 a parlarci anche di questo trattamento, di questa tecnica. Siamo in chiusura, il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio il dottor Roberto Baccichet, direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e chirurgia e ginecologia all'ospedale di Oderzo, e il dottor David Pontello, dirigente medico della stessa UOC. Grazie anche ai nostri telespettatori di averci seguito da casa. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13 Salute. Arrivederci.